Olimpiadi invernali 2026, domani a Roma il vertice del CONI per decidere la candidata italiana. Cortina una scelta di merito, dice il governatore Zaia, sarebbe la vera e unica Olimpiade della neve. Nuovo appello alle categorie economiche. Dalla Riviera del Brenta, che ha rivissuto l'incubo del tornado ai danni tra Padovano e Trevigiano, il nubifragio di ieri sera ha lasciato il segno e nuovi temporali sono in arrivo. Maxi operazione dei carabinieri, quasi 400 auto sequestrate in tutta Italia, servivano a bande per rapine e furti ed erano intestate ad un prestanome. Il racconto shock di alcuni ragazzini padovani che avrebbero riferito ai genitori di essere stati puniti anche con delle bastonate dagli animatori durante un campo estivo a Valdobbiadene. La lettera di un'azienda trevigiana alle scuole tecniche della provincia: non mandateci stagisti, non sanno nulla, è una presenza inutile, non possiamo pagare noi il fallimento della scuola. Bravata per festeggiare la maturità per un giovane di Bassano che fa la pipì dal Ponte degli Alpini, ora rischia fino a 10.000 euro di multa. Una nuova trasmissione da domani ogni martedì in prima serata su Antenna 3, Diversamente Veneto, condotta da Jesus Gomez, l'imprenditrice brasiliana che ha girato il Veneto a piedi e che racconterà puntata dopo puntata le emozioni del suo viaggio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari, giornata di vigilia delle Olimpiadi invernali 2026, perché domani a Roma si riunirà il vertice del CONI per decidere la candidata italiana. Cortina è una scelta di merito, dice il governatore Zaia. Sentiamo. Il giorno del CONI. Domani al Foro Italico quei 3 dossier saranno definitivamente messi sotto la lente. Obiettivo: dare un nome da affiancare alla candidatura italiana delle Olimpiadi invernali 2026. Non è chiaro se l'esito arriverà in giornata o se ci sarà bisogno di ulteriore tempo, ma è indubbio che l'asso nella manica del Veneto, Cortina Dolomiti, abbia sparigliato le carte, per un motivo concreto: l'analisi tecnica dei vantaggi e delle cifre, l'analisi che il governo ha chiesto al CONI di usare come vero parametro. La battaglia agli sgoccioli lo sa bene chi, come il numero 1 di Palazzo Balbi, ha lanciato la sfida supportato dal mondo imprenditoriale. Cortina è l'outsider, ormai lo riconoscono tutti. Cortina è riuscita a porre una questione che è la questione di merito. O candidi una realtà come Cortina, che è il complesso degli sport invernali più grande d'Europa, dove le 15 discipline olimpiche si svolgono tutte in montagna, oppure candidi in una città metropolitana con i vantaggi e gli svantaggi di una città metropolitana. Uno per tutti, faccio l'esempio di Milano. Milano, delle 15 discipline olimpiche, 5 le farà in città, e di neve lì non ce n'è tanta, è ghiaccio, 5 le farà nella montagna lombarda e 5, anche se non si dice mai, lo dico io, le farà in Svizzera, a St. Moritz. Che senso ha pensare di portare avanti una promozione di sport invernali olimpici valorizzando comunità che non sono italiane? Un'Olimpiadi invernale nel senso vero della parola. Cortina dà questo vantaggio di avere la valorizzazione di tutto il patrimonio di impianti per gli sport invernali. Le Olimpiadi si farebbero 5 anni dopo i campionati del mondo, quindi approfittiamo degli investimenti fatti, e si tornerebbe al vecchio principio che le Olimpiadi invernali si fanno dove c'è la neve, dove si vive di sport invernali. Anche alla vigilia del vertice del CONI ritornano gli appelli dei giorni scorsi. Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l'Expo, ora tocca alle Dolomiti, dice il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, che continua: il Veneto è la regione più turistica d'Italia, quella che maggiormente saprebbe valorizzarne la grandezza. Gli fa eco il presidente regionale di Federalberghi, una vetrina internazionale che parte dalla Regina delle Vette per estendersi su tutte le Dolomiti, spiega Marco Michielli. Un match difficile ma non impossibile se si pensa alle cifre low cost, alla sostenibilità ambientale, al record di 7 discipline olimpiche concentrate in un'unica città candidata, senza dispersioni. I numeri ci sono tutti, l'appello è che davvero la scrematura sia tecnica e non politica, perché altrimenti le valutazioni dovrebbero essere altre. Mi chiedo, a cosa si deve candidare il più grande complesso sciistico d'Europa e degli sport invernali se non alle Olimpiadi invernali? Cioè, Cortina non la possiamo candidare ai mondiali di calcio, alle Olimpiadi quelle classiche o alla Coppa del Mondo di vela o altre robe del genere, perché Cortina può solo fare quello. Allora, se decidiamo che Cortina questo giro non va bene, per la montagna è finita, perché vuol dire che montagna non ha più futuro, non ha chance dal punto di vista dei grandi eventi. Ed ora l'ondata di maltempo che ieri sera si è abbattuta sulla nostra regione provocando danni in diverse province. Cominciamo dal veneziano, dalla Riviera del Brenta, dove a 3 anni esatti si è rivissuto l'incubo del tornado. 8
luglio 2018. A distanza di 3 anni in Riviera torna l'incubo. Il vento, gli alberi che cadono a terra. Inevitabile tornare con la mente a 3 anni fa, quando il passaggio del tornado ha devastato strade, case, negozi e ucciso una persona. E proprio nel giorno in cui la Riviera ha voluto ricordare il triste anniversario con una biciclettata. È proprio una maledizione, sì, infatti stiamo pensando di cancellare questa data dal calendario. Non è stato esattamente lo stesso tipologia di evento, fortunatamente. Abbiamo stato comunque un temporale di una certa entità, con raffiche di vento abbiamo dei dati quasi non confermati ma quasi certi, si parla di 120 km/h. Un centinaio le richieste ai vigili del fuoco, da San Donà, Mira, Mirano, Vigonovo, Pianiga, Spinea, e ancora una volta il comune più colpito è stato quello di Dolo. Tanta paura, il primo pensiero è ricorso a 3 anni fa ovviamente, quindi l'ansia era tanta, però da questo, cioè l'esperienza di 3 anni fa ha fatto in modo che fossimo pronti immediatamente a questa emergenza, e quindi alle 21:35, anzi esattamente abbiamo controllato prima l'emergenza è scattata alle 21:31, quindi eravamo già pronti a intervenire, abbiamo attivato fin da subito la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, e abbiamo anche chiamato le ditte che gestiscono il verde a Dolo per gli interventi più rilevanti, quindi sì, ci siamo attivati praticamente immediatamente. Auto danneggiate, alberi caduti, per fortuna nessuno è rimasto ferito. La stima dei danni ce l'avemo tra un paio di giorni, comunque abbiamo diverso, appunto il patrimonio arboreo è difficile da quantificare, abbiamo qualche danno, qualche recinzione dovuto principalmente alla caduta dell'albero che ha danneggiato le recinzioni. Abbiamo in foro boario 2 auto che sono state danneggiate, un'auto e un furgoncino, però la somma dei danni comunque si parla di qualche decina di migliaia di euro. Ed ora andiamo nel Trevigiano, dove ad essere maggiormente colpita è stata soprattutto l'area a sud della provincia. Vediamo. Avevamo una paura da morire, io ho chiuso la persiana e non ho voluto guardare. Quanto è durato? Non lo so, non guardavo l'orologio. E cosa si sentiva dentro? Si sentiva il vento, si sentiva che fuori c'era una tempesta. 15 minuti di pioggia torrenziale, ma soprattutto di vento, che qui nel villaggio fiorito di Preganziol, ma in genere a San Bugè e 7 comuni, è diventato una vera e propria tromba d'aria. Tutto è arrivato senza preavviso, spiazzando letteralmente le persone. Sulle 9, tutto un fuoco destra e sinistra dal, come si chiama, il Garda, alla montagna, e dopo ho detto è meglio vado a casa. Arrivo in Baratta Vecchia, dietro di me è caduto subito 2 gasie e schioppai. Sono davanti, fiamme e fuoco, non vedevo più la strada, il signore mi ha detto va avanti. C'è chi ha cercato riparo nelle case vicine, dove non si è riusciti nemmeno a chiudere le finestre, con questo risultato. Guardi da dove sono arrivate le foglie, abbiamo proprio percepito la tromba d'aria, vede? Hanno rotto i fermi, gli omini e si sono rotte. Vetri rotti, misti a rami e foglie sparsi ovunque, mentre pochi metri più in là la tromba d'aria si è portata via un tetto intero. Una scia di devastazione che ha attraversato le case, lasciando danni ovunque, come qui in una laterale di via Baratta Vecchia, dove un SUV è stato investito dallo schianto di un cedro divelto dalla furia del vento. Un vero e proprio corridoio che ha lasciato dietro sé alberi sulle strade, bloccando gran parte della circolazione in zona, ma anche coperture piegate, come per l'asilo di Borgo Fiorito, alle porte di Preganziol, o alle capottine volate letteralmente in aria. Questa qua non la trovavamo neanche stanotte, perché era tutto buio e non riuscivo a vedere. A parlare la proprietaria, rientrata in serata, con la sorpresa della copertura strappata da questo muro e atterrata dall'altra parte della casa. Oltre una trentina le chiamate ai vigili del fuoco, che segnalano interventi, seppur di minore entità, anche a Quinto, Castelfranco, San Pietro di Feretto, Cappella Maggiore, Casale Sussile, Villorba e Treviso. Dopo la bufera oggi è stato il tempo per pulire e rimettere a posto tutto, ma anche per le inevitabili polemiche sulla manutenzione delle piante, in particolare dei platani. Bisogna alleggerirle, perché non hanno più la forza di vivere sotto. È vero o no? E vedi, questi sono i danni. Chi paga i danni adesso?
La cronaca ora dal Vicentino, 2 ragazzine di 13 anni sono state investite da una vettura, una è grave, sentiamo. Tiene. 2 ragazzi di soli 13 anni falciate da un'automobile mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. È accaduto in via Cismon ieri intorno alle 18. Sono state investite da una Jaguar guidata da un 74enne di Tiene. L'uomo stava arrivando dalla rotatoria tra via dei Quartieri e via Valsugana. Le ragazze pare fossero quasi arrivate al marciapiede quando sono state raggiunte dall'auto. Una dinamica ancora tutta da chiarire. Una delle 2 è ricoverata in prognosi riservata per aver riportato un trauma cranico e diverse fratture alle gambe. La seconda fortunatamente ha riportato soltanto lievi lesioni. Maxi operazione dei Carabinieri di Venezia con il sequestro di quasi 400 auto utilizzate per rapine e furti da bande di tutta Italia. L'indagine è partita da Mestre. La caccia è aperta in tutta Europa a 386 auto e moto sequestrate per ordine del Tribunale di Milano in seguito agli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia su alcuni reati contro anziani compiuti nella città metropolitana da diverse bande di Rom. Sono gruppi criminali itineranti che spaziano purtroppo in tutto il territorio nazionale, prevalentemente abbiamo visto noi anche qui negli ultimi giorni nella provincia di Venezia, ma così sono rapidi e dinamici nei loro spostamenti. Oggi sono qui in Veneto, domani in Lombardia e dopodomani in Emilia Romagna. Tutti i veicoli per i quali è scattata l'ordinanza di sequestro erano intestati alla stessa persona, un pregiudicato 28enne siciliano denunciato per falso ideologico. In cambio di poche decine di euro sbrigava tutte le pratiche per la proprietà in diverse agenzie di Milano, consentendo a varie bande di delinquenti di avere a disposizione auto sicure per commettere i loro crimini. Alcune di queste 2 vetture, oltre che per commettere reati di furti e rapine, sono state anche utilizzate per lo spaccio di stupefacenti ad opera di nordafricani, quindi è un'indagine che si allarga a più filoni. Decine di sequestri sono già stati eseguiti in una dozzina di province del nord Italia e non solo. Abbiamo inserito queste vetture sia sulla banca dati disponibile alle forze di polizia in Italia, ma soprattutto disponibili proprio in tutta Europa. È una banca dati che si avvale della collaborazione di Schengen, una banca dati che ha già consentito al momento di sequestrare già 25 autovetture in diversi stati d'Europa, Francia, Spagna, Germania, Austria. L'obiettivo dell'azione, spiegano i carabinieri, è colpire un gran numero di gruppi criminali, privandoli dei mezzi necessari ai loro spostamenti in totale anonimato in Italia e in Europa. Bastonate durante un campo estivo a Valdobbiadene, a raccontarlo ai genitori alcuni ragazzini del Padovano. Sentiamo. Accuse pesanti che spetterà ora alle forze dell'ordine accertare. Sono quelle che dei genitori avrebbero rivolto ad alcuni animatori di una parrocchia padovana che, stando a quanto raccontato dai figli, avrebbero messo in atto dure punizioni durante il campo estivo. I bambini di prima e seconda media che hanno trascorso una settimana tra le colline di Valdobbiadene, ieri, quando si sono riuniti alle rispettive famiglie, avrebbero riferito a mamma e papà quanto sarebbe accaduto durante quei giorni. In particolare 3 dodicenni avrebbero raccontato che alcuni animatori, per mettere fine a comportamenti maleducati, avrebbero messo in atto metodi da caserma che, stando sempre alla testimonianza dei giovani, sarebbero degenerati in alcuni episodi durante i quali sarebbero arrivate addirittura delle bastonate, al punto che uno dei ragazzini ieri è stato visitato al pronto soccorso. Il parroco della chiesa che aveva organizzato il campo estivo intanto respinge ogni accusa. Ora non resta che attendere le indagini delle forze dell'ordine. A Venezia ora Mose, cantieri fermi, aggravio dei costi. Cosa intende fare il governo? Interpellanza urgente al Ministero delle Infrastrutture da parte del deputato del Partito Democratico Nicola Pellicani. Sentiamo. Mose, lavori fermi da quasi un anno. Ecco le foto che mostrano tra Chioggia, Lide e Malamocco il degrado dei diversi cantieri tra stato di abbandono completo e crisi, con erbacce quasi ciclopiche e detriti al posto dell'attesa grande opera. Questo è in sintesi il contenuto dell'interpellanza parlamentare spedita da Venezia dal deputato PD Nicola Pellicani.
chiede al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli di intervenire al più presto. Il governo non ha ancora speso una parola sul Mose, che è la più grande opera pubblica in corso di realizzazione in Italia, che costerà alla fine 5 miliardi e 700 milioni ai contribuenti. Cosa intende fare il governo del cambiamento? Per quanto mi riguarda quest'opera io non l'avrei mai iniziata, ma siamo giunti a oltre il 90% dei lavori. A lavori, come detto, fermi, si sta assistendo a fenomeni di corrosione e deterioramento dei materiali, con un conseguente aggravio dei costi di manutenzione divenuta da ordinaria a straordinaria, viste le criticità elencate. E quindi bisogna vedere lo stato di salute delle opere già realizzate. Ci sono studi che indicano che ci sono fessurazioni sui cassoni, quindi quest'opera va manutentata, ma soprattutto dovrebbe finire nel 2018 per entrare in funzione nel 2021, ma se i lavori sono fermi da quasi un anno, io voglio chiedere al governo cosa intende fare. Se i cantieri riprendono, c'è un contenzioso in atto tra le imprese e il Consorzio Venezia Nuova. Ci sono strategie diverse per rivedere dal provveditore ai commissari straordinari, quindi bisogna far chiarezza. Chiarezza chiesta anche a nome dei tanti lavoratori che vivono nella conflittualità dell'oggi per oggi. Da quando si è insediato il Ministro non ha ancora pronunciato la parola Mose. Conto alla rovescia per l'incontro che dovrebbe essere decisivo per le sorti dei 56 dipendenti della Exo di Maserà nel Padovano, da 40 giorni in presidio fuori dall'azienda. Sentiamo. Il caldo è iniziato a diventare asfissiante e, come non bastasse, la notte arrivano anche gli acquazzoni. Il presidio dei 56 dipendenti fuori dall'Exo di Maserà, iniziato dopo che l'azienda aveva annunciato la chiusura del sito produttivo per delocalizzazione in Bosnia, è arrivato al 40° giorno e tenerlo in piedi è sempre più duro. Ma l'attesa è quasi finita. Oramai è questione di ore prima che al Ministero dello Sviluppo Economico si tenga l'incontro che dovrebbe essere decisivo e nel quale i sindacati si attendono un atteggiamento più collaborativo da parte dell'azienda. Noi ci aspettiamo una risposta positiva in quanto l'azienda ha più volte sostenuto di avere a cuore il futuro dei 56 dipendenti e che per loro non è stata una scelta facile e quindi pensiamo non sia così insostenibile un arretramento della propria posizione e una condivisione di un percorso diverso rispetto ai licenziamenti. La Exo Italia è di proprietà del gruppo americano Crocs. Prima della decisione di delocalizzare in Bosnia, a Maserà venivano prodotti a ciclo continuo 7.000 paia di zoccoli di gomma al giorno. L'alternativa ai licenziamenti potrebbe essere una riqualificazione industriale del sito, quindi l'apertura di un tavolo su quali possibili produzioni possano essere adottate. Al presidio permanente intanto si segue col fiato sospeso in quello che potrebbe essere anche l'ultimo giorno di protesta. Speriamo, perché se verrà tolto vorrà dire che ritorniamo da Roma con un risultato positivo e ricordiamo che noi siamo disponibili a trattare e a parlare di qualsiasi cosa che non siano i licenziamenti. E continuiamo a parlare di mondo del lavoro. Non mandatemi più stagisti, è la lettera che un imprenditore trevigiano ha spedito alle scuole tecniche della provincia. Sentiamo. La scuola non può trasferire le perdite sue alle aziende, per cui le aziende pagano due volte, una volta con le tasse e una con la formazione che deve fare gratuitamente. Un'accusa chiara e diretta lanciata da chi per lettera ha già comunicato che non accetterà più studenti in alternanza scuola-lavoro semplicemente perché non sanno nulla di quello che dovrebbero fare. Una provocazione per qualcuno, una semplice constatazione per Lenzini, da una vita nel settore meccanico motoristico, con ad oggi come se per un anno da aziende come Ferrovie dello Stato l'Ilva di Taranto. Qui il lavoro non manca, quelli che mancano invece sono i tecnici giovani, considerando la forte presenza di capelli bianchi tra banchi e torri. Purtroppo, sottolinea il titolare, chi arriva qui dalle scuole di settore non sa nulla, neanche di cose basilari per questo lavoro, come ad esempio l'uso del calibro. Lei è troppo esigente o questi ragazzi non sono per niente preparati? Che sia un esigente è altrettanto vero, però la preparazione di questi ragazzi è insufficiente. È vero che gli fa il test con il calibro? Anche con il calibro, dicono che lo sanno usare, ma alla prova dei fatti questo non succede nell'80% dei casi. Così Lenzini è arrivato a preparare quello che ha battezzato il test Nisio. Io faccio compilare 8 schede, Made in Nisio, perché voglio conoscere dal giovanotto quali interessi ha, quale cultura ha, anche se serve poco per lavorare, ma sapere che sono sto mondo,
e poi naturalmente quali sono le loro aspirazioni, sia personali che professionali, altrimenti nei curriculum europei questo naturalmente non esiste. E così si scopre che? In meccanica l'85% non sanno cos'è il gioco, non sanno cos'è la tolleranza, non sanno cos'è l'interferenza, non sanno cos'è l'ortogonalità. E questo è molto grave. Eppure il contatto degli studenti con il mondo del lavoro servirebbe, secondo Lenzini, se però fatto bene e senza interferenze della famiglia. L'alternanza scuola-lavoro serve per le aziende che naturalmente hanno estrema necessità di personale tecnico qualificato o specializzato. Il problema è che questo viene prima di tutto, la maggior responsabile sono le famiglie, perché pensano e pretendono che i loro figli non debbano più sporcarsi le mani. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Andiamo ora a Bassano del Grappa, bravata dal Ponte degli Alpini per festeggiare la maturità, ma ora il ragazzo rischia fino a 10.000 euro di multa. Sentite. Una ragazzata, ma piuttosto costosa, non se la caverà a buon mercato il giovane che ha scambiato il Ponte degli Alpini per un bagno a cielo aperto. Il video con il filmato nel quale si vede un ragazzo a volto oscurato urinare sul Brenta dal Ponte Vecchio è ora nelle mani degli agenti della polizia locale di Bassano. Il responsabile rischia una pesante sanzione dai 5 ai 10.000 euro. Un gruppo di amici era giunto in centro storico per festeggiare la fine degli esami della maturità e dopo un giro di aperitivi la genialata del giovanotto dal parapetto del ponte e non contento ha pensato bene di postare il video in rete, poi rimosso, ma oramai il filmato è nei computer della polizia locale. Il primo bancomat per acquistare bitcoin con i contanti sarà aperto in un centro commerciale di Verona. Consentirà ai visitatori della galleria commerciale di accedere al mondo dei bitcoin e delle criptovalute. Lo rende noto il primo operatore in Italia di bancomat bitcoin, Chainblock, presente già nelle principali città del paese. Nel corso dei prossimi 2 anni sono previste altre installazioni in 50 gallerie commerciali italiane. E adesso un nuovo appuntamento con la nostra programmazione da domani sera. Ogni martedì in prima serata andrà in onda una nuova trasmissione, Diversamente Veneto, condotto da Jesus Gomez, l'imprenditrice brasiliana che ha girato il Veneto a piedi e che racconterà puntata dopo puntata le emozioni di questo lungo viaggio. Vediamo. Lo posso ancora raccontare in questa trasmissione che si chiama Diversamente Veneto. Brillano gli occhi a Jesus Gomez, sul volto si legge la gioia di poter continuare a raccontare il suo viaggio tra i 574 comuni veneti. Dopo averlo fatto sui social, l'imprenditrice brasiliana d'origine, veneta d'adozione, è pronta a far conoscere ad un pubblico ancora più vasto la sua esperienza che l'ha portata a percorrere più di 3.200 km a piedi. Jesus Gomez lo farà su Antenna 3 nella trasmissione Diversamente Veneto, che andrà in onda da domani ogni martedì a partire dalle 21:15. Scopro quelle cose che di più mi sono rimaste nel cuore mentre camminavo. Andavo a fare dei contributi apposta, a scoprire un Veneto diverso, un Veneto che è quello che ho visto con i miei occhi mentre camminavo. In studio insieme a lei in ogni puntata un ospite che racconterà il territorio veneto. Da un contributo un po' più storico, un po' più veneto, perché io mi sento diversamente veneta e porto in studio un Veneto vero, alla quale mi aiuta a raccontare il Veneto. Nel corso della trasmissione non si parlerà tanto delle tappe che Jesus ha percorso quanto delle emozioni provate. Il Veneto è bello nel suo intero, quello che fa la differenza sono le persone. Ogni posto c'è stata una persona che mi è rimasta nel cuore. La prima puntata, in onda domani sera, sarà dedicata al fiume sacro alla patria, il Piave. Lo raccontiamo su una chiave proprio generazionale, sulla nuova generazione, su quello che è stato la storia del Piave. Se dovessi descrivere il Piave in pochissime parole. Magico.
E dalla programmazione di questa sera torna subito dopo i TG 20:10, questa sera ospiti in studio Federico Canera, l'assessore regionale al turismo, e Alessandro De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore. Poi dalle 21:15 torna come ogni lunedì Ring, la politica alle corde, il talk show di Antenna 3. Questa sera ospiti in studio l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia, Nicola Pellicani, deputato del PD, Enrico Zanetti, imprenditore. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura come sempre le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche disturbo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 10 luglio. Sul Veneto sarà bel tempo nella prima parte della giornata con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio si accenderà l'instabilità sui rilievi del Bellunese e su quelli vicentini con qualche rovescio o temporale a carattere sparso. Temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 24 e 31 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio qualche addensamento anche con occasionali rovesci, specie sui settori alpini. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità con temporali sparsi, ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.